Con il vice sindaco Franco Capocchi si è appena conclusa la festa degli statuti, il torneo di asta e bacchetta è andata alla Conta del Castello, si entra sempre più verso i giorni del Palio che porteranno il 18 di agosto. Questa sera tra l'altro il comune è stato ricordato più volte questa crescita di una comunità attraverso gli statuti. Sì, ora veramente siamo entrati nel cuore del Palio, manca pochissimo, stasera era proprio la serata clou che ci porta proprio alla gara, è stata una bella manifestazione, bravissime tutte e quattro le contrade, ha vinto forse quella che ha sbagliato meno, io non me ne intendo tanto, però avevamo dei giudici che ringrazio di Ferrara, giovani del settore, sbandieratori da una vita e sicuramente hanno premiato chi è stato più bravo o chi ha sbagliato meno, quindi merito a chi ha vinto e ora però tutti sono concentrati alla Corsa del Palio che quest'anno veramente penso che sia uno degli anni in cui la vogliono vincere un po' tutti perché dopo 2 anni di fermo tutti vogliono vincere e quindi sarà una bella corsa.